Il gioco del Matera è un parlato semplice, poche cose fatte con giudizio. Di Benedetto puntava ad un pari e l'impresa è parsa possibile per 91 minuti contro un avversario decimato dalle squalifiche, abbandonato dal pubblico e dalla fortuna, come già evidenzia al primo minuto la partita. Mancavano a Di Somma, Fonte e Fresta, sostituiti da Riccio e da Libero, che al 12° sbaglia la seconda palla gol della giornata su spunto di Bertuccelli. C'è lavoro anche per il portiere Negretti, ma soltanto al 25° su punizione rifinita da Losacco. Il gioco degli Irpini è confuso, c'è parecchia gente fuori posizione e Bertuccelli, orfano di Fresta, sembra un altro. Al 30° sbaglia da posizione favorevole. 2 minuti dopo è la squadra ospite ad avere con Laudonio una grande opportunità. Dalle condizioni del tempo al terreno pesante tutto sembra congiurare contro l'Avellino, che nemmeno al 43°, ancora con Bertuccelli, riesce a trovare la palla vincente. Chiaramente in difficoltà psicofisica, la squadra biancoverde ha nella ripresa la possibilità di sbloccare il risultato, ma il passaggio di Riccio trova Libero in ritardo di un soffio, è il 14°. Al 43° è Negretti con un grande intervento ad evitare addirittura la disfatta totale. Soltanto a tempo scaduto al 91° Paradiso, sul passaggio di Bertuccelli, compie il miracolo e salva la panchina di Di Somma, ma non la squadra dalla contestazione e dai fischi.